Pronto? Gianni, pronto? Dimmi un po', ma cosa aspetti a venire? Ti stiamo aspettando, dobbiamo girare il TG. Oh, scusate, ho perso la cognizione del tempo davanti a tanta bellezza. Ma cos'è sta bellezza? Ah, ho capito. Sei in dolce compagnia, eh? Oh Gianni, che ti trova sta zita? Ma quale sida? Una telenovela facisto. Ma scusa, l'hai detto tu che sei con una grande bellezza. Ma io parlavo della bellezza dei panorami di Capo Milazzo. Va bene, Allora stai a sentire, già che si trovi già a Capo Milazzo, iniziamo da lì il nostro TG. Estate. Avete capito bene, vi faremo compagnia per tutta l'estate. E ne vedete con le belle. Vi raccomando, seguiteci. E non ve ne venterete. Allora Gianni, mostraci qualcosa di bello. Stupiscici. Lascici senza parole. E allora, per lasciarvi senza parole, sono nel posto giusto. Milazzo, terra della santità, baciata dal mare. Siamo all'ingresso del santuario di Sant'Antonio di Padova, un santuario bellissimo, scavato nella roccia. Qui si parla che Sant'Antonio naufragò proprio in queste acque che noi vediamo qui davanti a noi. Scendiamo e godiamoci lo spettacolo. Allora siamo qui davanti al santuario di Sant'Antonio e questo è l'antico sentiero che i pescatori scesero per portare soccorso a Sant'Antonio. Lo portarono qui nella grotta che era un deposito dei pescatori per curarlo dalla febbre malarica. Sentiero che io facevo spesso da ragazzo quando venivo qui a Sant'Antonio. Come vedete siamo nella struttura originale scavata nella roccia, preimpreziosito da questi magnifici marmi che raccontano i miracoli del santo padovano. Miracoli raffigurati, ad esempio, è questo
Sant'Antonio predicava agli eretici che non lo ascoltavano. Allora lui si rivolse verso il mare e i pesci usciti dall'acqua ascoltavano le parole di Antonio e molti si convertirono. Questo viene chiamato il miracolo dei pesci. Si racconta che questa sia la cella dove Sant'Antonio sia stato curato. Qui si trovava una bellissima tela raffigurante la Madonna della Provvidenza, tela rubata negli anni 90. La statua lignea che vedete è dello scultore Marullo, che sostituì la statua del Cinquecento distrutta in un incendio. Nel 2024 è stato siglato un patto tra i comuni di Milazzo, Polla, Padova e proprio da qui parte il cammino di Sant'Antonio. C'è la tradizione qui a Milazzo che per raggiungere il santuario la notte del 13 giugno vengono a piedi tantissime persone da tutti i paesi vicini. Da Capo Milazzo è tutto, vi restituisco la linea. Sono contenta perché ci troviamo nella chiesa della Madonna di Pompei, dove io ho cominciato la mia vita scolastica. Da bambina ho fatto le scuole medie e con la scuola, con tutti gli insegnanti e i compagni, venivamo qui ad ascoltare la messa. E poi qua c'è un'altra cosa, e c'è Sant'Antonio che è stato la guida pure per Padre Annibale. Padre Annibale è quello che ha fatto questa casa, questa bella chiesa. E io sono contenta di trovarmi qui perché appunto il costruttore, l'ideatore di questa chiesa, di questa casa dove io mi trovo, è stato San Padre Annibale, con l'aiuto, l'ispirazione prima di Dio e poi di Sant'Antonio. Questa statua l'ha acquistata Sant'Annibale insieme a quella della Madonna di Pompei. Da allora c'è tanta devozione anche a San Pereniceto. Nel padiglione della festa
si benedice il pane. E anche i bambini si benedicano. Sant'Antonio ha fatto miracoli per i bambini. Rosina, cantici quella bellissima preghiera per Sant'Antonio. Sant'Antonio lo beato, la corona che porta allo lato, te l'ha dato la Madre di Dio, concedere grazie Antonio mio. Falle presto e non tardare, sei un santo che le vuoi fare, sei un santo figliolo di Dio, concedere grazie Antonio mio. Bene amici, siamo arrivati al termine della prima puntata del TG Estate. E adesso ci dobbiamo salutare. E ciao. E seguiteci sui nostri canali social e con quelli di Niceto TV. Non dimenticate di mettere like, Di commentare. E di condividere. Più siamo e più ci divertiamo.